Questa nostra prima parte vogliamo regalarvi uno dei panorami più belli di Primo Mattino e ci colleghiamo con la nostra Daniela Bricca che si trova a Venezia. La vediamo con un ospite. Buongiorno Daniela, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Micaela, buongiorno a tutti. Io mi trovo a Venezia, alle mie spalle lo potete vedere il bellissimo ponte di Rialto, con me Alberto Toso Fei, scrittore che ha dedicato numerosissime opere alla città di Venezia, e oggi vorremmo parlarvi dell'origine di questa città. Ma perché siamo proprio in questo posto? Perché Rialto è un luogo emblematico rispetto alla nascita e alla fondazione della città. Lo è storicamente perché, secondo la tradizione, nell'811 un doge, Angelo Partecipazio, porta qui proprio il governo sulle isole Realtine di Venezia, di quella che diventerà la Serenissima. Ma lo è anche nella leggenda, perché secondo la leggenda aurea della nascita di Venezia, Venezia ha un compleanno e la città nasce il 25 marzo 421. È il giorno dell'Annunciazione e i luoghi più importanti della città, l'Arsenale, San Marco e il Ponte di Rialto, recano proprio i segni di questa fondazione, che avviene attraverso la costruzione della chiesa di San Giacomo di Rialto, che ancora oggi chiaramente si può ammirare. Noi sul ponte vediamo, su questo lato del Canal Grande, proprio l'Annunciazione. C'è l'angelo, l'arcangelo anzi, su un lato, che annuncia alla Vergine, che sta sull'altro lato del ponte, che diventerà madre di Dio. Maria accetta, ed ecco che sulla sommità dell'arcata del ponte di Rialto la colomba dello Spirito Santo, no, discende su di lei. Oltre a questo noi abbiamo 4 epigrafi ai lati del ponte che ci raccontano ancora qualcosa, ci raccontano chi è il doge nel momento in cui questo ponte in pietra, che è in pietra d'Istria, è un meraviglioso gioco a incastri che si regge da secoli, viene edificato. L'anno è il 1591, il doge Pasquale Cicogna, l'incarnazione Cristi 1591, no? Quindi a 1591 anni dall'incarnazione di Cristo. Sotto leggiamo una formula che era molto cara anche agli antichi romani, Urbis Condite, no? 1170, a 1170 anni dalla fondazione della città. Una rapida sottrazione dà il risultato, 421. Senta, ma questa leggenda è talmente importante per i veneziani che ha poi dato vita anche ad un calendario? È una leggenda medievale che trova terreno fertile nella cultura rinascimentale e che cambia le vite delle persone, perché si radica così profondamente da cambiare il calendario. A Venezia il Capodanno si festeggiava il 1° marzo, perché la città era nata a marzo, e in realtà così facendo e così avvenendo fino alla fine della Serenissima nel 1797, come ai tempi dell'antica Roma, il 7°, l'8°, il 9° e il 10° mese dell'anno tornano a essere settembre, ottobre, novembre e dicembre. Lei prima ci stava parlando del ponte e della sua bellezza architettonica. Come è stato costruito? E allora il progettista fu Antonio da Ponte, nomen omen, ma pensate che 60 anni prima ci fu una sorta di gara d'appalto alla quale partecipò anche Palladio. Noi abbiamo un primo progetto di Palladio, poi fu realizzato questo all'arcata unica, meraviglioso, sotto il quale doveva passare una galea disalberata. Grazie. A voi la linea, Micaela. Grazie alla nostra Daniela Bricca. Adesso io do la linea al meteo, poi al TG1 con Virginia Volpe. Noi ci vediamo subito dopo.